Il Latina ai playoff. Ad una giornata dal termine della stagione regolare, l'avversaria in semifinale sarà quasi sicuramente l'Alba Longa. Sono i verdetti del campo in uno dei pomeriggi di campionato più caldi in assoluto. Aspetto che ha condizionato il ritmo, ma non l'agonismo di Latina e Nuorese, due squadre pronte a giocarsi qualcosa sia in testa che in coda. Varianti nell'11 nerazzurro in veste bianca. In porta si rivede dopo oltre un mese Bortola Meotti, che si è messa alle spalle la frattura allo zigomo, mentre si registra la panchina per Nelson, che tira un po' di fiato a favore di Rizzo. I sardi entrano subito in partita puntando sull'effetto sorpresa. Le incursioni dalla destra di Tupponi a cercare i corazzieri d'attacco Sissé e compagno, ben supportati da Gallo, creano insidie che arrivano anche da lontano, come il destro al terzo minuto di Go. Anche la risposta dei Pontini passa per le fasce, per due volte al 12° minuto. Tribuzzi inizia e finisce la manovra, sinistro bloccato da Carboni, mentre Rizzo cerca la testa degli Adaresta, puntuale ma oltre misura nella deviazione. Quello di Go al 14° è il primo tiro nello specchio della porta, sugli sviluppi della punizione di Gallo. Il Latina si rende conto del tipo di partita che dovrà affrontare e prova a sbloccare il risultato. Al 19° il cross di Tribuzzi viene corretto da Cittadino, che coglie la traversa e sulla ribattuta Alario trova Carboni sulla strada del gol. Al 31° Iadaresta ruba palla ad un incauto Strumbo, punta all'area di rigore, pecca di generosità servendo Tribuzzi, al quale manca la freddezza e si fa chiudere lo specchio da Carboni. Al 38° altro affondo di Rizzo, Iadaresta lamenta una spinta, Palazzo raccoglie e carica la rovesciata alta sulla traversa. Finale di tempo della Nuorese, che protesta al 39°. Rosano dalla sinistra vede sul secondo palo Compagno, correzione destinata in porta, Cittadino allontana alimentando le polemiche che solo il VAR avrebbe potuto risolvere. Al 42° filtra il pallone in area, Compagno cica la girata, Sissé calcia al lato quando è già in fuorigioco, ma si lamenta per una precedente trattenuta di Olivera. Nella ripresa il Latina cerca la vittoria più della Nuorese. All'8° lancio di Alario, sponda degli Adaresta, Olivera stoppa e fallisce il bersaglio grosso. Al 12° Palazzo in contropiede, frena e passa gli Adaresta, non si avvede di Cittadino, rasoterra debole e occasione sprecata. Ma il bomber, sempre il bomber, al 25° fa 24 gol in campionato, combinazione a sinistra Nelson Cittadino, traversone sul secondo palo, Pagliaroli di prima per gli Adaresta che insacca e corre ad esultare sotto la curva nord. Al 37° altro legno per Cittadino, punizione dal lato corto, nessuno interviene, la traversa salva Carboni. Nel finale Bortola Meotti a mettere le mani sulla vittoria. Al 39° il superlativo su Compagno, che svetta sulla punizione di Gallo e il fuorigioco salva la Zazzera dalla macchia del grave errore ad 1 metro dal pareggio. Al 43° è Gallo direttamente a cercare la rete e il portiere della Latina sventa in angolo. 5 minuti di recupero e si può festeggiare il primo obiettivo raggiunto in una stagione nata tra mille incertezze.